Successo e partecipazione a Real Monte in occasione della quarta edizione del Bagno dei Babbo Natale alla Scala dei Turchi, con il patrocinio del comune di Real Monte e il servizio di Gaetano Ravanà. Grande successo per la quarta edizione del Bagno di Babbo Natale alla Scala dei Turchi, un bagno che vuole rappresentare un segnale benaugurante in vista del nuovo anno. Solitamente l'iniziativa, sponsorizzata anche dal comune di Realmonte ed in particolare dalla sindaca Sabrina Lattuca, si è svolto sempre nel giorno di Natale, ma quest'anno è stata posticipata per le avverse condizioni meteorologiche. Ieri invece tutto è andato nel migliore dei modi, con una bella giornata assolata e con tantissimi partecipanti. La sicurezza è stata garantita dalla presenza di assistenti bagnanti brevettati dalla Federazione Italiana Nuoto e di un pattino di salvataggio pronto all'uso. Sul posto sono stati presenti anche i volontari dell'AEOP a sottolineare l'organizzazione accurata della manifestazione. Gli ospiti sono stati accolti dalle melodie natalizie dello zampognaro, il maestro Filippo Lobrutto. Grazie, dicevamo, alle ottime condizioni meteo, molti non hanno esitato a immergersi subito nelle acque, condividendo l'esperienza con Babbo Natale e tanti suoi amici. Dopo il bagno la giornata è proseguita con la degustazione di panettone artigianale, seguita dal brindisi finale e sul porto del Long Beach, un momento di convivialità che ha aggiunto un tocco di dolcezza e calore a un evento già di per sé magico, una domenica davvero indimenticabile e ricca di tante emozioni. Adesso l'appuntamento è fissato per il prossimo anno.